degustarlo, ma non raccontarlo, una cosa intima, tua come il bicchiere. Poi mi faremo 3 domande, questa cosa intima dovrete raccontarci, ok? Rispondendo e argomentando a queste domande. Seconda prova, slide, con 2 possibili scelte di naturalmente prosecco che dovrai servircene a noi commensali e anche raccontarci. Una parte della prova di punteggio sta proprio nella comunicazione, quindi non solo come esegue le prove, ma anche cosa fare. Ci sono 2 bonus di difficoltà differenti, ovvero 3 punti legati a un vino più conosciuto, 8 punti legati a un meno conosciuto. Questa è la differenziazione. Dopodiché prova di comunicazione, quindi avrai 2 slide, una con un'etichetta naturalmente legata alla dominazione e l'altra con un personaggio altrettanto lo stesso, legato alla dominazione. 13 minuti, ok? Il tempo che chiamo io, quando vuoi ci dai il via e noi partiamo. Sì. Vai. A me piacerebbe conoscere la tua impressione sul dosaggio, quindi raccontarci la tipologia, l'equilibrio, se c'è, se non c'è, perché, e anche il punteggio, naturalmente, raccontando cosa mi ha portato da altri. Dunque, così di impatto a livello, faccio un ragionamento ad alta voce, così impatto dal punto di vista olfattivo, al di là del colore, un giallo magherino con le caratteristiche tipiche, quelle del prosecco, e di media intensità, ma magari una piena complessità. L'impressione che ho avuto subito assaggiando in bocca, mi piace molto la cremosità di questo vino, quindi la forza della bollicina che va a risciacquare molto bene e copre tutto il palato. Mi sembra un dosaggio o un limite di extra dry o addirittura un dry, quindi siamo o 17 o superiore come dosaggio. In equilibrio, da una parte abbiamo zuccheri e dall'altra parte sapidità e acidità di questo vino che lo mantengono in equilibrio. Per dare un punteggio starei sui 87-88 punti. Come sta? Se vuoi aggiungere, sei io. La cremosità che colpisce, vengo per il dry più che l'extra dry in questo caso, riassaggiandolo, però una buona nota fresca, soprattutto aiutata dal pizzicore delle bollicine, che sono fili persistenti, continui, con una bella schiuma. Buono, ok. Marco, la tua scelta, noi siamo qua. Scelgo quelli di Tranquillo. Benissimo. Buonasera. Buonasera. Sono Acchio e sarò il vostro sommelier. Prima di servirvi il vino che avete scelto, vi posso servire dell'acqua? Lo avete frizzante, naturale? Dell'acqua? No, posso così. Mettiamo qualcosa. Grazie. Gentile, no, grazie. Benissimo. Eccoci, questo è il vino che avete scelto. Racconto 2 cose mentre preparavo anche la mise en place.
successivamente passa a Giustino. Poi successivamente passa a Giustino Bisol, che diede veramente la forza e inizia a coltivare l'uva per l'azienda. Dopodiché oggi è di proprietà di Paolo Bisol, e qui parliamo della zona di Cartizia, dove la maggior parte dei vigneti si trovano in quella zona. Poi di circa 20 ettari sparsi nell'area del Golfo Valdobbiadene. Qui parliamo di un dosaggio, l'annata 2016, e parliamo di un dosaggio extra dry. Qui parliamo di un dosaggio, come abbiamo detto, extra dry. Questa azienda è una di quelle che valorizza proprio il territorio. Vigneti nella zona di Cartizia soprattutto, ma anche sparsi lungo il territorio. Addirittura, se non ricordo male, un avvezzamento di circa 20 ettari, delle quali più della metà di vino grigio e poi il restante glera. Sei avanti alle fianco. Ok, quindi ancora le slide? Sì, puoi fare. Ok, un'azienda che ha sicuramente valorizzato il territorio, piccole produzioni, soprattutto il lavoro dell'azienda in vigna, quindi già la selezione in vigna per poi ottenere la massima espressione dell'uva di questo territorio. Posso ricordare? Certo. Prosecco superiore Nino Franco, anche qui è il primo Franco, è una delle aziende, Nino Franco è una delle aziende storiche del territorio dove con questa etichetta vanno a raccontare un attimino la storia iniziale dell'azienda. Qui parliamo di un territorio boccato, se non erro siamo a Valdobbiadene come territorio, e parlando di apprezzamenti pregiati di quest'area, dove si riesce ad ottenere soprattutto l'uva prevalentemente glera. Oltre a questi vini producono anche altre etichette, quasi a completare tutta la gamma di questo produttore. Franco Adami, qui parliamo di storia. È uno dei personaggi più famosi nell'area, forse tra quelli più carismatici. Io ho avuto modo di conoscerlo di persona, e parliamo di un'azienda di famiglia di terza generazione oggi, che è passata a lui dopo la Bele, che è stato fondatore nel 1920, successivamente Adriano e l'attuale Franco. È uno di quelli che ha dato molto importanza al vigneto, quindi si parla di questa parcellizzazione che lui chiama le impronte, sono circa 34 della sua azienda, dove si capisce dal prodotto finale la vinificazione separata di queste parcelle, perché è giusto che sia, la vinificazione viene fatta separatamente, quindi anche per capire un attimino l'evoluzione, ma soprattutto l'andamento annuale di queste parcelle e i vigneti. Molto bella l'azienda,
50 ettari, delle quali se non erro 15 di proprietà e altri conferitori per questa azienda, e anche questa nasce nei primi Novecento come viticoltori, ma poi grazie al credo Adriano che comprò, ha avuto il genio di comprare quella zona che oggi viene definita un anfiteatro del territorio, che si chiama Colbertato di Vidoro, quindi la zona ovest, vicino a Valdobbiadene, la zona ovest dell'area, tutta l'area, la zona occidentale dell'area quasi confinante, e ha avuto l'intenzione di comprare e di soprattutto separare, selezionare queste parcelle, per poi fare una parcellizzazione separata di ogni parcella singola. A me ha colpito, dico la mia impressione, ha colpito mentre studiavo per il master gli ultimi giorni, mi ha colpito l'idea che lui, proprio signor Franco, presentava l'idea di questa l'impronta, quindi mettendo insieme tutte queste parcelle che gli facevano un po' l'effetto Macedonia, un po' di tutto. Poi come persona loro certamente che coltivano e curano molto le vinificazioni, quindi qui parliamo di prodotti veramente affinati. Io ho avuto modo di assaggiare quasi tutti i suoi vini e devo dire che li apprezzo per il territorio. Fa una produzione come le Rive Giardino, con il Gredas, il Bosco Gica, eccetera, eccetera. Poi il Souli, che quello l'ho assaggiato e mi era piaciuto già la seconda volta, la seconda annata che lo assaggio e mi era piaciuto il suo, e poi l'idea fondamentale del suo dry asciutto, ecco, quello che il dry asciutto, quindi perché viene curato talmente tanto, non perché sia secco, perché di dosaggio dry,